Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Saluto subito Enzo Cattaruzzi collegato da Udine. Buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato. Ciao a te, ciao a tutti. Ecco, chiaramente oggi facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la politica in Friuli, Venezia Giulia. Come sempre abbiamo lanciato, anzi Enzo ha lanciato importanti messaggi per quanto riguarda le manovre in corso, soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative per quanto riguarda il Friuli, Venezia Giulia e il comune di Udine, visto che sarà un po' il centro dell'attenzione queste due importanti realtà, parlando di importanti spostamenti per quanto riguarda le pedine in campo e soprattutto con probabili nuove o addirittura liste civiche che saranno presenti insomma sotto tante forme varie rispetto a quello che è l'attuale panorama politico regionale. Tra l'altro abbiamo visto Enzo a una settimana di distanza non solo nel centro-destra ma anche nel centro-sinistra ci sono importanti novità, no? Senza dubbio, intanto Udine la fa da padrone in questo momento perché il centro-sinistra sta cercando di trovare la soluzione ai suoi problemi, insomma, con candidati di un certo spessore, di un certo livello per poter in qualche modo competere con la corazzata del centrodestra. Il centrodestra, anche lì c'è qualche fastidio, non è visibile ancora, però il fatto che Fontanini non sciolga ancora la riserva non è una cosa da poco, insomma, no? Sappiamo che l'uomo è molto ben preparato, non ha mai perso una competizione ed naturalmente vuol vincere anche questa. Certo, e sta già, come si dice, oliando in un certo senso il motore in vista della campagna elettorale. Però abbiamo detto, insomma, importanti novità perché sappiamo che all'interno dell'area del centro-sinistra c'è questa rottura, in un certo senso, per quanto riguarda la lista dei cittadini, no? Dove qualcuno passerà da una parte e qualcuno andrà dall'altra, no? Beh, certamente i cittadini non è stata una sorpresa, che prima del tempo si sapeva che c'era un dibattito interno abbastanza acceso, seppur insomma in maniera carsica, no? Ecco, questo potrebbe essere una bellissima sorpresa per il terzo polo, perché potrebbe di lì in quest'ambito attingere a molte personalità, insomma, no? E quindi è una novità molto importante. Dirò anche che per quanto riguarda i sondaggi, che non sono ancora ufficiali, ma pare che i partiti, diciamo così, di governo la facciano da padrone, soprattutto Fratelli d'Italia, ma gli altri due partner mi pare che sono molto stabili, cioè sotto il 10%, insomma, e questo dovrebbe dare qualche preoccupazione al centrodestra. Per il centro-sinistra è chiaro che dovranno trovare un candidato all'altezza e naturalmente la Lombardia e il Lazio vengono prima e questo certamente segneranno qualche traccia, insomma, no? La Moratti, come dicevamo ancora tempo fa, ha segnato un domino non da poco. Ecco, tra l'altro proprio della Lombardia c'è da dire che il PD ha messo in campo già il suo candidato e dunque Sì. in teoria in questo momento sono in tre, no? Perché c'è probabilmente Fontana che è l'uscente, più la Moratti e più il candidato del Partito Democratico. C'è da capire come si muoverà il Movimento 5 Stelle, visto che alcuni esponenti del Partito Democratico, ma altri esponenti della sinistra strizzano l'occhio verso verso il partito dell'ex Presidente del Consiglio, no? Attenzione che comunque sia la Lombardia è la madre di tutte un po' le battaglie politiche in questo momento, no? Perché la Lega non ha mai perso, Salvini è appeso proprio ad un risultato di questo tipo ed è atteso anche a un risultato di questo tipo. La sua, diciamo così, il suo alveo principale è proprio la Lombardia e qui si gioca anche la leadership futura, no? Non dimentichiamo che la Lega da una debacle
è comunque al governo, ha avuto una debacle importante per cui cerca un rilancio in Lombardia. In Lombardia però c'è anche una cartina in tornasole per il centro-sinistra e soprattutto per una fase costituente di un'opposizione diversa da quella che noi stiamo vedendo in questi tempi, insomma, no? Perché è chiaro che Ecco, abbiamo perso un attimo il collegamento con il nostro Cataruzzi, il bello della diretta. Adesso ti rivedo, dovresti essere va bene, nuovamente in onda, Enzo. ma hai sentito l'ultima fase Sì. o devo ripeterti? Boh, No, vabbè. proprio l'ultimo passaggio, perché stavi cominciando a parlare della diversità appunto per quanto riguarda le opposizioni in Lombardia, poi il segnale un attimo No, ma se n'era dico, andato. è chiaro che non sono contenti di perdere, no? Quindi una soluzione di compromesso troveranno. La politica è anche compromesso, insomma, no? La Lombardia, come dicevo prima, è la madre di tutte le battaglie. Perché attenzione, quello che succede in Lombardia e in Sicilia, perché anche in Sicilia abbiamo una rottura importante, no? Abbiamo Forza Italia 1, Forza Italia 2 e lì si giocano i destini anche in questo partito che ormai mi pare che ai minimi termini. Quindi dovranno vedere anche qui in regione come piazzarsi e sappiamo che ci sono molti appetiti per andare in regione, ma io penso Certo. che saranno anche molte sorprese e molte personalità che si avvicineranno non solo al centro-destra, al centro-sinistra, ma anche al terzo polo, quindi staremo a vedere, ecco. Certo, questa è una cosa molto importante. E per quanto riguarda invece la fase finale di questa legislatura, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia da una parte e le opposizioni dall'altra, come vedi che si stanno in un certo senso muovendo in vista proprio dell'imminente tornata della primavera prossima? Perché la primavera è vero che le elezioni dovrebbero cadere quest'anno intorno a maggio probabilmente, no? Sì, Perché c'è da calcolare anche il fatto che essendoci la donata degli Alpini a Udine, il ballottaggio, l'eventuale ballottaggio non deve proprio cadere proprio il giorno della sfilata degli Alpini, no? Ci auguriamo almeno, ce l'auguriamo questo, no? questo è il problema. Però io penso che molti siano, al di là di Udine, molti siano focalizzati anche sulla regione, no? Federica ormai è alla strada, si dice, spianata verso la sua lista, no? Quindi tenterà di fare il bis. Sinistra, centro-sinistra c'è ancora tutto un caos, c'è l'incognita del terzo polo evidentemente, ma io penso che ci sono anche alcune cose da fare, no? Io sentendo molti sindaci mi dicono che hanno un problema di personale, mi dicono che hanno un problema, molti hanno perso l'occasione del PNRR perché appunto non avevano della gente, diciamo così, disponibile per concorrere ai bandi. Poi c'è la questione della sanità che torna a galla, quindi mette in discussione alcune riforme. Io penso che una riforma straordinaria va fatta proprio in tempi straordinari. Molto personale manca nei comuni e ahimè potrebbero mancare anche dei servizi. In qualche modo io penso che l'amministrazione regionale, che ha fatto quello che poteva per quanto riguarda il PNR, cercherà anche di venire incontro ai comuni, perché insomma non si tratta di destra e sinistra, qui si tratta di servizi per i cittadini perché il sistema deve in qualche modo tenere. E questo sarà anche insieme alla sanità, saranno due temi molto molto importanti, senza tralasciare la questione economica, che non è da poco, insomma, no? Noi siamo in una tempesta perfetta, dopo la pandemia abbiamo avuto la questione delle bollette che hanno generato poi anche una situazione economica di recessione e le cose non sono molto semplici, perché tu sai come me, andando in giro, vediamo molte attività, soprattutto minori, che veramente sono la canna del gas. Perché secondo alcuni il bello, tra parentesi, deve ancora venire, no? È sicuro, perché adesso verso fine anno si scateneranno tutte le bollette di questa terra, avremo anche un inverno, speriamo sia mite, ma non si sa. Poi mi dicono che anche in montagna chi vuole andare a fare qualche settimana, qualche weekend, chi ce la può permettere, evidentemente dovrà pagare anche molto, no? Quindi c'è una selezione anche nell'ambito dei servizi, no? Chi può fare, chi non può fare. Cioè, veramente c'è un contraccolpo dal punto di vista psicologico, anche sociale, non da poco. Ecco. Quindi bisogna che la politica
tenti quantomeno di interpretare questo disagio prima che diventi qualcos'altro. Chiaro. Senti, per concludere, Enzo, il discorso relativo invece all'EDR, cosa mi dici? Ma io spero decollino, perché in questo momento mi pare né cane né pesce, insomma, no? Qui tutti stanno parlando delle province regionali, e questo sarà un banco di prova, anche perché mi pare che l'attuale maggioranza ha promesso un nuovo assetto, o meno di cose diverse, e mi pare che anche l'assessore regionale Roberti sta andando avanti su questa linea, che il nostro governatore Federica, anche lui, quindi la maggioranza c'è anche al Parlamento. Non so se vorranno fare di nuovo le province con doppia lettura o meno. Certo che qualcosa devono fare, anche perché io vedo le strade e vedo anche alcune situazioni che riguardavano le province, al di là del tratto sentimentale che rimane, e che io sono convinto che le province dovevano rimanere, semmai rimaneggiate, riviste. Sì, E poi rivista in un sarebbe, certo senso, no? sì, e poi sarebbe anche così un po' anacronistico tornare indietro e non dare la possibilità di eleggere i rappresentanti provinciali, perché insomma a furia di listini a destra manca, va a finire che la partecipazione insomma non ci sarà. Certo. Bene, io ringrazio come sempre Enzo Cataluzzi per la sua partecipazione, per questo spazio informativo dedicato all'analisi politica in Friuli Venezia Giulia. Chiaramente con Enzo torneremo poi venerdì prossimo per ulteriori novità, perché sicuramente ce ne saranno e probabilmente saranno tantissime novità da qui ai prossimi 7 giorni. Ringrazio chiaramente i nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda l'informazione torniamo più tardi con il web giornale del pomeriggio e chiaramente le ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Mandi bandi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.